È alquanto singolare che lo Stato, che pretende dalle imprese il rispetto dei diritti dei lavoratori, non garantisca il rispetto dei propri collaboratori. Mi riferisco in particolar modo alla magistratura onoraria, che viene trattata in maniera singolare. Delle persone di alta professionalità che sono chiamate ogni giorno ad affrontare le questioni della giustizia, ad amministrarla, che non hanno da parte dello Stato il riconoscimento dei diritti minimi dei lavoratori, sia di natura previdenziale che di natura assicurativa. Riteniamo sia indispensabile che questa categoria venga valorizzata. Le notizie che arrivano dal governo non sono incoraggianti, perché nonostante l'Unione Europea abbia intimato allo Stato italiano di rispettare i diritti dei lavoratori per quanto riguarda la magistratura onoraria, purtroppo il governo sta predisponendo dei decreti attuativi che peggiorano la situazione, trasformando la magistratura onoraria in una magistratura di precari, senza alcuna copertura di natura previdenziale o di natura assicurativa. La nostra preoccupazione non va solamente nei confronti della magistratura onoraria, delle persone che hanno famiglia e che hanno il diritto di avere i servizi minimi garantiti a qualsiasi lavoratore. Il nostro pensiero va ai cittadini che devono subire le conseguenze di queste decisioni da parte del governo, che andrebbero a bloccare la macchina della giustizia, impedendo ai cittadini di avere quelle garanzie indispensabili per poter vedere la giustizia funzionare nel nostro Paese. E quindi questo è importante capire, che dobbiamo fare in modo da poter prima di tutto pensare ai cittadini, che hanno il diritto di avere una giustizia che funziona, una giustizia celere, che in tempi accettabili dia delle risposte a tutte le categorie interessate.